All'indomani delle elezioni lei cosa pensa del quadro che è venuto fuori? È un quadro complicato e complesso. Non necessariamente si deve andare alle nuove elezioni, come molti pensano. C'è una situazione difficilissima nel Paese e bisogna dare una risposta. Se la nuova componente che verrà fuori a livello governativo è responsabile e si faccia carico di quelli che sono i guasti nel Paese, potrà nascere qualche cosa di buono. Diversamente l'Italia è condannata alla perdizione. All'indomani del voto cosa ne pensa di questi risultati? Veramente è un risultato che onestamente siamo più confusi di prima. Lei pensa che troveranno un equilibrio al governo per... Io mi auguro che finalmente tutti i deputati, quelli che fanno politica, mettano veramente al primo posto la necessità di governare, di fare le cose per bene, di pensare per l'Italia. È un risultato che ha vinto per me Grillo e speriamo di continuare a votare Grillo. Mi vergogno di essere italiano, perché tutti si lamentano ma danno sempre il voto alle stesse persone, quindi mi vergogno di essere italiano. Cosa ne pensa all'indomani del voto? No, mi astengo proprio completamente da questi discorsi. Dico che dovremmo vergognarci, votare ancora Berlusconi è motivo di vergogna e lo dico molto chiaramente a conoscenti, ad amici che hanno votato, poi noi siciliani in particolar modo. Io ho votato Bersani, non che mi soddisfi così, lo condanno, specie in Sicilia per quello che ha fatto, il PD non ha fatto niente, però era tra tanti, credo che era quello... il migliore, diciamo, quello che mi auguro che faccia le riforme, mi auguro che potrà lavorare con Grillo. È contento del risultato del voto? No, perché siamo in uno stato di ingovernabilità e quindi siamo forse peggio di prima. Che è tutto come prima. Penso che sia tutto come prima. Spera in un equilibrio, visto che non c'è la maggioranza assoluta di questo governo, che si impegni per risolvere i nostri problemi? Andare di nuovo subito alle elezioni, per dei costi aggiuntivi, insomma. Speriamo bene. Ma che cosa vuole Caccico? Speriamo che quella caccia fa cose buone. Che sa di chi ci posso dire? Io di votare votavo per quello che mi piace. Ora speriamo che tutto va bene.